e ai costi di oggi. Lo facciamo con Simona Basile, presidente di FIAP Taranto. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie. Allora, con Simona, come annunciato, parliamo degli affitti a Taranto. Oggi una tua intervista su Gazzetta, a firma di Alessandra Cannetiello, racconta che i prezzi a Taranto degli affitti sono saliti appena del 35% in 5 anni. Beh sì, questo perché la domanda ovviamente è molto alta, l'offerta purtroppo non è tantissima, anche perché i proprietari sono molto spaventati e quindi spesso prendono la decisione di mantenere gli immobili piuttosto non locati, e quindi quei pochi che vengono messi sul mercato raggiungono dei prezzi che sono nettamente superiori rispetto a qualche anno fa. Spaventati dall'ipotesi, diciamo, per farla facile, di bidoni? Sì, spaventati dal fatto che comunque, voglio dire, il rischio di non vedersi pagare gli affitti mensili è molto alto. Nel 2025 l'aumento degli sfratti per morosità è salito dell'1,5% a Taranto, e quindi questo porta sfiducia nei locatori, anche se oggi abbiamo delle formule che ci possono aiutare, che sono le fideiussioni locative piuttosto che bancarie o assicurative, però diventa difficile anche accedere a queste forme di tutela, e quindi il più delle volte i proprietari fanno anche la scelta di mantenerlo piuttosto vuoto. Cioè, della serie, preferisco piangermelo vuoto piuttosto che rischiare di prendere un bidone. Preferiscono mantenere i costi di mue e di quant'altro piuttosto che rischiare. Quanti sono quelli che fanno una scelta del genere? Se c'è una percentuale, insomma, se hai una vaga idea. Ma sono tanti, perché la percentuale su Taranto è notevole, può arrivare anche al 10-15%, in alcune zone anche il 20%. Caspita. C'è un fenomeno importante questo, sì. E quindi questo ovviamente riduce il numero di case disponibili per l'affitto, certo. E i prezzi quindi lievitano. Anche perché teniamo conto, per esempio, che ci sono alcune zone dove il non pagato, cioè la possibilità di non ricevere gli affitti che superano le 2 mensilità, o addirittura, voglio dire, che si possano prolungare, può arrivare anche ad un contratto su 3, e questo arriva per esempio nelle zone Tamburi piuttosto che Polo Sesto. Sì, è un fenomeno molto diffuso. Assolutamente. Ok, però ci eravamo detti un'altra volta, se non ricordo male, che ai Tamburi è un mercato chiuso, esatto, in qualche modo. Sì. Quindi o ci sei nato e ci sei cresciuto, è difficile che qualcuno arrivi dall'esterno a prendere casa in affitto a Tamburi. Sui Tamburi sì, su Paolo VI invece è un pochino più aperto. No, è diverso, certo. È diverso. Tornando a parlare invece di zone, a Taranto dove si cerca l'affitto? Qual è, diciamo, la zona più ambita, il rione più ambito? Ma il centro è sempre molto attenzionato, la zona Borgo di Taranto, però voglio dire, adesso c'è un particolare interesse nella zona Tre Carrare Battisti, cioè andando verso la nuova zona, verso la costruzione del nuovo ospedale San Cataldo, per cui lì per esempio la domanda è molto aumentata. Sì. Ma è più una forma di investimento oppure l'affitto non è un investimento? No, l'affitto non è un investimento, è proprio legato al fatto di... Forse la presenza anche della tangenziale, questa nuova arteria che in qualche modo può collegarti meglio, non lo so. Ma la clientela che si avvicina è prettamente in campo medico-scientifico, quindi è proprio in proiezione del fatto di dover andare a lavorare lì, quindi essere quanto più vicino possibili, e avere anche un'ubicazione che permette di raggiungerlo nel più breve tempo possibile. Lo faccio prima, in modo tale che ho una maggiore possibilità di anche perché le locazioni, come dicevamo prima, comunque non sono tantissime, per cui iniziano a cercare anche un anno prima. Gli affitti, diciamo, questi aumenti che abbiamo avuto, i prezzi che abbiamo, in qualche modo, che mi pare di capire oscillano per un minimo e massimo, una casa media? Ma partiamo dai 450 euro al mese, possiamo arrivare anche ai 650-700 nei casi ovviamente di appartamenti in zone più ambite, che sono in ottimo stato di manutenzione e che hanno anche un arredamento molto moderno, perché questo ovviamente incide molto, piuttosto che l'esistenza dell'ascensore. Ok, delle altre città, diciamo, non so se è possibile fare un paragone, questi aumenti sono tali, uguali, aumentiamo di più di altri centri, hai una vaga idea? Aumentiamo di più, però questo aumento non è dovuto a una ricchezza della città. Ovviamente è dovuto proprio a un discorso dell'inflazione del prodotto, perché il prodotto è praticamente quasi inesistente. Noi riceviamo tantissime telefonate al giorno di persone, di famiglie che cercano casa, soprattutto per il discorso familiare, residenziale, ma noi non abbiamo la possibilità di sopperire a tutte queste domande, quindi in realtà servirebbe anche un intervento
politico. E come se non bastasse, diciamo, ci sono anche una serie di garanzie che i proprietari, i locatori richiedono. Beh, diciamo che noi valutiamo assolutamente, e anche il privato stesso, il rapporto rata locazione con il reddito, perché certo. ovviamente non può superare il 30-35% di quello che rientra all'interno delle casse familiari, e ovviamente anche il discorso del tipo di reddito, perché Io mi ricordo si sta preferisce... roba. Io mi ricordo questa roba che quando io ed Elena non eravamo ancora sposati, cercavamo casa per andare a vivere insieme, mi chiesero la busta paga. Io devo dire che ero un giornalista freelance all'epoca, quindi avevo comunque un reddito, ma ovviamente come freelance non avevo contratti a tempo indeterminato, e quindi non garantiva sostanzialmente. Pure tutto sommato, diciamo, guadagnavo. Okay. Sì. Mi chiesero la busta paga di mio padre o la pensione di mio padre. Assolutamente sì. Perché? Beh, si cerca una garanzia esterna perché va bene che Francesco Casula poi alla fine paga, però dici, chi lo conosce, anche chi il se ne caso frega, esiste, certo. che non possa pagare, quindi io a quel punto che faccio? Metto un garante esterno piuttosto che interno al contratto, perché nell'eventualità ho un'altra possibilità per poter rientrare dei miei soldi. Tieni conto che oggi il tempo medio di recupero di un immobile dove si attiva una procedura di sfratto per morosità può arrivare a 14 mesi, ma fino a qualche anno fa arrivavamo anche ai 3 anni. Caspita. Un'ultima cosa, sì. Per diciamo le compravendite c'è un boom dei giovani, in qualche modo anche grazie alle garanzie SACE. Sì. Ok, mi chiedo, non esiste la possibilità di studiare una garanzia per queste famiglie che magari cercano casa in affitto perché sanno di non potersi permettere un mutuo, e che garanzie non ce l'hanno? C'è una sorta di garanzia a chi ha bisogno. Ma in realtà esistono delle procedure, esistono comunque dei sostegni alle locazioni che sono nazionali, e poi i vari territori, in funzione ovviamente delle proprie capacità economiche, vanno a stanziare sui territori. Questo è molto importante, e ovviamente questi importi devono essere messi però a disposizione dei locatori direttamente, senza far da tramite dai conduttori stessi. Però diciamo che quando parli di conduttori parli degli affittuari, degli inquilini, sì. Ma questo esiste per esempio, cioè anche a Taranto esiste, però ovviamente ci sono dei fondi che poi vanno in esaurimento, per cui vanno avanti fino a un certo punto, non è detto che sostengano per tutta la durata contrattuale, e anche in questo il locatore non ha sempre una garanzia. Ok. Sarebbe interessante però capire per esempio il Comune di Taranto se e quanto mette a disposizione per queste. Intorno ai 250 euro mensili. Ok. Quindi è più un sostegno, mi pare di capire, che una garanzia. Non è una garanzia, è un sostegno. Le garanzie difficilmente puoi darle, perché comunque la domanda è troppo alta. Però il sostegno sì. Sempre interessante parlare e raccontare la città con Simona Basile attraverso questi numeri, attraverso queste cifre. Mi hai detto qual è a parte il borgo, qual è quello diciamo più subito dopo il borgo? Attenzionato c'è Rione Italia Montegranaro, e poi c'è anche Viale Magna Grecia, la zona di Viale Magna Grecia con Cattedrale, e poi troviamo l'Ama Talzano San Vito. Quindi diciamo più villetta. Esatto, sì. Diciamo una zona un pochino più dislocata e più tranquilla. Più serena. Diciamo chi invece come me vive in centro ha bisogno dell'adrenalina, e quindi diciamo si prende una casa da quelle parti, perché deve stare in attività, capito? A cercare parcheggio, a bestemmiare, adesso la manifestazione, la corsa ciclistica e niente biciclette. Vabbè, è andata così. Grazie a Simona Basile, presidente di FIAP Taranto, per essere tornata a trovarci, ma insomma l'avremo con noi e la disturberemo tutte le volte che ne avremo bisogno. Grazie davvero. Grazie, buona giornata.